I problemi dell'economia reale al centro della politica e dell'azione di governo, l'invito pressante del capo dello Stato Giorgio Napolitano accoglie le richieste del mondo imprenditoriale fortemente preoccupato per i rischi di un'ulteriore acutizzazione della crisi ed è necessario far presto se fino a pochi mesi fa un'impresa su 10 faticava a sostenere la propria attività produttiva in assenza di un supporto finanziario, oggi quel numero è salito ad 1 su 3. Di qui l'appello di Confindustria. La politica deve dare delle risposte anche urgenti, perché diversamente senza quelle che Confindustria ha definito le terapie d'urto, quelle iniziative che sono da avviare immediatamente, questo nostro Paese non riuscirà ad arginare la recessione, non riuscirà a bloccare l'emorragia di posti di lavoro. Ed il Nord-Est, che un tempo riusciva ancora ad arginare gli effetti della crisi, ora si è allineato all'andamento negativo del sistema economico nazionale. Bisogna intervenire e subito è il grido d'allarme che si leva anche dagli industriali trevigiani. Quindi noi ci rivolgiamo a tutte le forze responsabili, nessuna esclusa, perché qui serve davvero un atto di responsabilità da parte del Parlamento, perché quello di cui abbiamo bisogno è un governo che sappia governare per realizzare quelle iniziative urgenti che vanno fatte immediatamente. Primo passo, sbloccare al più presto i pagamenti della pubblica amministrazione, 70 miliardi di euro che le imprese avanzano dallo Stato. Non va solo a vantaggio delle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, perché chi incassa dalla pubblica amministrazione poi rimette nel circuito economico quelle risorse pagando i propri fornitori e sostenendo progetti di crescita. E per dare una boccata d'ossigeno alla sete di liquidità delle aziende trevigiane è stata rinnovata l'intesa tra Unindustria e Veneto Banca, che prevede un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate. Il plafond che stiamo mettendo a disposizione oggi è una risposta in un momento in cui le aziende venete sono fortemente in difficoltà, di dare un segnale di positività e aiutare quelle che ovviamente hanno prospettive future a superare la crisi in maniera ottimale.